Buongiorno e bentornati alla nostra edizione straordinaria con la quale vi informiamo su cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo appena visto un collegamento in diretta da Saonara dove il nostro collega Guido Barbato ha intervistato uno degli esponenti del settore florovivaistico che ci diceva in pratica che non si vende niente perché naturalmente garden e negozi sono chiusi, ma che le piante vanno comunque curate, fatte crescere. C'è una spesa quotidiana dietro per un comparto che in questo momento è completamente fermo. Una cosa simile, anche se il comparto non è del tutto fermo perché i generi alimentari non sono stati inseriti nei decreti del governo, è quello alimentare che riguarda soprattutto la filiera del latte. C'è tutto un settore basato sull'allevamento che tutti i giorni deve fare i conti con i lavori in stalla, la mungitura, la cura degli animali e con spese legate a tutto questo. Siamo andati a sentirli. L'allarme latte arriva dai produttori del Veneto, da una parte dagli allevamenti arrivano le mungiture quotidiane che però non trovano più collocazione nei mercati. Quello estero bloccato per timore di contagio e quello interno per chiusura delle attività di ristorazione. E in queste difficoltà gli allevatori segnalano come invece continuino tranquillamente ad entrare i prodotti esteri a discapito di quelli veneti. È questo quello che ci dà fastidio. Per che motivo gli altri continuano a copiare, a usare il Made in Italy semplicemente perché prende l'aria del Brennero o l'aria del Friuli? Lo diciamo da tanto tempo, non riesco a capire perché noi siamo corretti con gli altri e gli altri non lo sono con noi. Sotto pressione l'intera filiera del latte veneto. Effettivamente, parlando anche con i nostri caseifici del territorio, parlando anche con le nostre cooperative importanti, è una situazione veramente critica e dura. Io spero e confido nel consumatore che faccia la scelta adeguata. Adesso non andiamo a mangiare la pizza, ma la mozzarella la possiamo mangiare anche tal quale. Io credo che anche il consumatore debba iniziare a fare le scelte di qualità. E vi leggiamo proprio su questo argomento una nota che è appena arrivata da parte della Coldiretti che dice che con l'emergenza c'è chi, come in guerra, approfitta della situazione di difficoltà e arriva addirittura a speculare sui generi alimentari di prima necessità come il latte. Lo denuncia la presidenza di Coldiretti che segnala insostenibili richieste di riduzione del prezzo pagato agli allevatori proprio mentre i supermercati vengono presi d'assalto e nelle stalle si continua a mungere, come avete appena visto, per garantire le produzioni e i rifornimenti nelle dispense degli italiani. Quindi il settore alimentare non è stato fermato, il latte che arriva nelle nostre case ma che viene anche trasformato sotto forma di latticini, formaggi e cibo buonissimo perché naturalmente tutto il Veneto ha una tradizione casearia importantissima di questo genere, ha bisogno di una filiera alle spalle che deve continuare, che non può finire stritolata negli ingranaggi del mercato in questo momento di difficoltà. Facciamo un altro passo indietro, andiamo a vedere invece un lancio di agenzia che è arrivato davvero poco fa. Parlavamo del fatto di bloccare una località, un paese, una regione o tutta l'Italia per superare l'emergenza coronavirus e arriva la conferma che l'esperimento di Vo, arriva la conferma anche scientifica e lo dice anche il sindaco di Vo, Giuliano Martini, che abbiamo più volte intervistato nel corso di queste 3 lunghe settimane di edizioni straordinarie sul coronavirus, dice che è servito. Rimanere chiusi, isolati dal resto del mondo per 3 settimane è servito, ma c'è un ma, quello della durata dell'isolamento, della quarantena. Questo periodo deve durare almeno 3 settimane, ce lo dice il sindaco di Vo, lo apprendiamo dai lanci di agenzia, ma è un periodo che sembra essere stato identificato anche dalla comunità scientifica come un esperimento temporale indispensabile per bloccare la diffusione del virus. A Vo, avete visto, avevamo oltre 90 contagi durante il primo tampone, adesso passate le 3 settimane sono diminuiti di molto e è l'unica zona in Veneto in cui continuano a diminuire in modo determinante. Le 3 settimane quindi sono ipotizzabili come periodo di base per bloccare tutte le attività, per isolare
tutti gli spostamenti, quindi che noi restiamo a casa per tutti per 3 settimane, diventa un buon metodo per superare questa emergenza. E proprio per superare questa emergenza il comune di Padova ha deciso di esporre davanti al comune e agli ospedali uno striscione per ringraziare gli uomini e le donne della sanità veneta e padovana. Grazie infinite, così si legge nei 3 striscioni che l'amministrazione comunale ha deciso di appendere per ringraziare i medici e i lavoratori della sanità. Uno appeso sulla facciata del comune, gli altri 2 rispettivamente davanti all'azienda ospedaliera e all'ospedale Sant'Antonio. Il sindaco Giordani ha sottolineato in una nota come sia necessario stare in casa per sostenere il lavoro della sanità padovana e veneta. Il comune ha inoltre fatto sapere che saranno molti gli sportelli chiusi e gli ingressi contingentati, rimandando al sito padovanet.it per capire quali sono interessati. Sarà sospesa anche l'attività pomeridiana dell'ufficio passaporti e licenze della Questura di Padova. Permane la prenotazione online delle richieste di passaporti limitatamente alle fasce orarie del mattino dalle 8 alle 12. Quindi avete visto anche in questo servizio tutti i comuni, le amministrazioni, ma anche i privati si stanno attivando per fare in modo che l'emergenza sia meno dura per tutti, sia dal punto di vista amministrativo che anche da quello del tempo libero. E proprio per questo motivo, visto che non si può uscire di casa se non per emergenze ed effettive necessità o per lavoro e che c'è molto tempo da passare fra le mura domestiche, magari guardando Rete Veneta e le nostre dirette in edizione straordinaria sull'emergenza coronavirus in Veneto, noi vi proponiamo ogni pomeriggio, ma anche di mattina, un modo per trascorrere il tempo facendo un po' di ginnastica. Ecco come. Compio dei movimenti che coinvolgono il busto, quindi scendo da un lato e subito dopo dall'altro. Per i patiti del fitness, ma pure per gli anziani, gli adulti, tutti costretti a rimanere in casa e che non possono più provare il piacere di uscire per mantenersi in forma, non tutto è perduto. Rete Veneta offre una possibilità di allenamento a distanza. 3 le specialità: Tai Chi alle 7:10, Zumba alle 8:10, ginnastica dolce alle 8:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 18. Se poi non siete mattinieri, Zumba e ginnastica vengono replicati negli stessi giorni a partire dalle 17:15. Lezioni a distanza con spiegazioni chiare, date dagli insegnanti nello stesso momento in cui eseguono i gesti con il corpo. Cosa vi serve? Televisore acceso sul canale 18 oppure computer sul nostro streaming ben posizionato di fronte. Stuoia dove serve o comunque uno spazio libero nel quale muoversi. Una mens sana in corpore sano può sconfiggere il virus. Parola di Maurizio Mantesso, Harold Abro e Patrizia Diotto, i vostri nuovi trainer, allenatori o semplicemente amici della vostra salute, tutti i giorni su Rete Veneta. Un bel modo per trascorrere il tempo che saremo costretti a passare in casa facendo ginnastica, mantenendoci in forma anche in questi giorni difficili. E per ricordare ancora una volta quanto sia importante rimanere in casa e uscire solo per emergenze, necessità e per lavoro, abbiamo lo spot delle nostre emittenti con il presidente della regione Luca Zaia. La vera cura al coronavirus siamo noi veneti con i nostri comportamenti. Una regola per tutti: cerchiamo di restare in casa il più possibile, restiamo in casa, è un impegno che vi chiedo, è un sacrificio, ma lo facciamo per la nostra salute e anche un grande atto di responsabilità e di solidarietà nei confronti di chi non si può permettere di prendersi il coronavirus. Sto parlando degli anziani, parlo dei malati cronici, dei bimbi che sono immunodepressi. Per cui una regola solo: restate in casa e rispettate le regole. Più facile di così
restate in casa e rispettate le regole. E visto che molti di voi sono in casa da qualche giorno ormai e dovranno rimanerci per evitare, lo ripetiamo, tutti i rischi dell'espansione del contagio da coronavirus, noi vi diamo la possibilità di raccontarci come trascorrete le vostre giornate, quello che fate, un modo simpatico per far passare un po' il tempo, o anche una cosa importante, seria, perché ognuno di noi ha il proprio modo di affrontare questa emergenza. Potete inviarci foto, video e racconti di vita quotidiana al numero che vedete in sovrimpressione, che è il 340 321 8379. Naturalmente questo numero, come abbiamo già detto, non può ricevere telefonate, quindi non chiamate perché non possiamo rispondere. È un numero incardinato, come si può dire, solamente su WhatsApp ed SMS. Naturalmente gli SMS per i vostri messaggi, anche per domande che dovessero sorgere in merito all'emergenza coronavirus, dubbi che potete avere, quelle alle quali possiamo rispondere noi, le trattiamo immediatamente. Quelle invece più tecniche, più complicate, le passiamo a addetti ai lavori, esperti, persone che conoscono bene la materia di cui ci chiedete. Per tutti gli altri invece c'è WhatsApp e possiamo dire la verità, arrivano tantissimi messaggi, arrivano foto, video molto belli di come state passando queste ore in emergenza, sono soprattutto video di famiglie, foto di famiglie, foto anche di bambini che disegnano un arcobaleno con ormai quello che è lo slogan, l'hashtag di questo Veneto in quarantena, che è andrà tutto bene. Un modo per guardare al domani sperando che dopo la pioggia, dopo la tempesta, arrivi davvero un arcobaleno sul Veneto, sull'Italia e su tutte le nazioni colpite dal coronavirus. Però anche in queste situazioni ci sono notizie che circolano non sempre controllate. Per esempio a Padova si diceva che fosse in arrivo l'inaugurazione di un ipermercato, di un supermercato, cosa che di questi tempi non sarebbe proprio consona ai dettami e alle esigenze del periodo. La nostra redazione di Padova è andata a sentire su questo argomento il Comune. Più di qualcuno mi ha segnalato la questione dell'inaugurazione del nuovo Conad che, come tutti sappiamo, prenderà posto di quello che era fino a poco tempo fa lo Shan all'interno del centro commerciale Giotto. Voglio rassicurare tutti e confermare che non è prevista un'inaugurazione nel senso di una cerimonia di apertura vera e propria, semplicemente il punto vendita sabato mattina aprirà, ma lo farà in maniera sobria, senza alcuna cerimonia che possa portare ad assembramento di persone. Quindi se avete la necessità di andare a fare la spesa e quello può essere un punto vendita comodo per queste esigenze strettamente necessarie, sappiate che ci sarà anche questa nuova attività aperta, ma non c'è nessun motivo per andare sabato mattina per l'inaugurazione di questo punto vendita. Deve essere chiaro, perché stiamo lavorando tutti in maniera coerente e ferma per fare in modo che le persone stiano il più possibile a casa. Vedete che anch'io parlo da casa mia, proprio perché abbiamo scelto anche all'interno della Giunta di adottare un comportamento il più possibile coerente con le indicazioni che ci arriva dal governo. Con il cellulare, con i videomessaggi, con i nostri computer possiamo fare tantissimo, far andare avanti il lavoro, le cose importanti che dobbiamo fare, ma senza contribuire a questi contatti personali che, ci piaccia o no, però sono sempre dei potenziali contagi in più. Per cui meno persone vediamo, meglio è. Seguite l'esempio e andiamo ai supermercati solo quando è strettamente necessario. Una richiesta più che lecita che arriva anche dall'amministrazione padovana, come da tutti i sindaci del Veneto, praticamente ribadiscono, accodandosi alle richieste di Zaia e del governo: state a casa, se non è strettamente necessario uscire, non uscite. Stiamo in casa, ci vorrà qualche giorno per superare anche questa emergenza. Ci ricordano che serve stare in casa per passare questi giorni di crisi anche gli uomini della protezione civile, sempre di Padova, che stanno circolando da ieri sera in città con dei megafoni per avvertire la popolazione di quanto sta accadendo. Attenzione, attenzione, messaggio a tutti i cittadini. In ottemperanza del decreto del
Presidente del Consiglio e a tutela della salute di tutti, invitiamo i cittadini a rimanere in casa il più possibile. Questo il messaggio che riecheggia dagli altoparlanti dei 3 mezzi della Protezione Civile di Padova, che da giovedì sera corrono nei quartieri della città per informare i cittadini. Un messaggio per chiedere la collaborazione di tutti, questo negli intenti dell'amministrazione comunale. Sono giorni decisivi nei quali ci aspettiamo, secondo i calcoli e i modelli delle autorità sanitarie, il picco dei casi, ha fatto sapere il sindaco Sergio Giordani in una nota. È quindi necessario agire subito e in ogni modo per invitare la popolazione a rispettare alla lettera le prescrizioni. Limitando gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di necessità, per motivi di salute o per gravi motivi familiari. Grazie per la vostra collaborazione. E 3 giovani di Venezia sono usciti di casa per motivi non strettamente necessari, che vado a leggervi da un lancio d'agenzia. Non contenti di violare le norme sul coronavirus, 3 giovani di Mestre sono usciti di casa per rubare attrezzi e pacchi di noccioline dal capanno di un'associazione di anziani, ma sono stati intercettati dalla polizia e denunciati. Protagonisti dell'episodio 3 giovani tra i 22 e i 29 anni che intorno alle 10 di ieri sera sono stati avvistati da un passante mentre uscivano da una casetta di legno usata da un gruppo di anziani del parco Bissuola, incuranti degli inviti a rimanere in casa per il contagio da coronavirus. Le volanti hanno bloccato i ragazzi all'interno del parco e li hanno trovati in possesso di vari arnesi da lavoro sottratti all'associazione e di numerosi pacchi di noccioline. I 3 ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato e nei loro confronti è scattato anche il deferimento perché circolavano senza giustificato motivo in violazione delle norme. Naturalmente andare a rubare noccioline nei capanni di un'associazione di anziani in questo periodo è veramente una cosa che possiamo definire davvero stupida. Andiamo invece adesso a vedere, sempre a Padova, e parliamo sempre di parchi, cosa ha deciso di fare l'amministrazione per evitare rischi anche nelle aree verdi cittadine. Purtroppo devo dare una notizia che avrei voluto evitare. Da domani, quindi da venerdì, sono chiusi tutti i parchi e c'è divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. In questi giorni infatti sono verificati molti assembramenti di persone, abbiamo ricevuto segnalazioni, abbiamo anche monitorato con la polizia locale e ci siamo appellati alla responsabilità di tutti, però questo è quello che avviene. In questo momento al centro c'è la salute di tutti i cittadini, di chi frequenta le aree verdi e anche dei soggetti più esposti all'emergenza che stiamo vivendo e quindi verranno chiusi fino al 3 aprile. Chiusi. I parchi di Padova da venerdì 13 marzo saranno chiusi. Questa la decisione della Giunta alla luce del nuovo DPCM. Nei giorni scorsi non c'è stato l'assalto alle aree verdi, ma lo stesso erano molto frequentate. La decisione quindi è stata necessaria. Una scelta a tutela della cittadinanza e delle categorie più fragili. Questo il commento rilasciato in una nota dal primo cittadino Sergio Giordani, che sottolinea di aver fatto questa scelta nell'interesse generale. Mi dispiace e ce ne dispiace perché il verde è un elemento importantissimo in città, è una città come Padova, è un ristoro, però in questo momento le esigenze, le priorità sono altre e sono sicura che dopo questo momento ci ritroveremo tutti al parco. Ci ritroveremo tutti al parco dove ci piacerà andare, ma solo una volta che sarà finita questa emergenza. E per ricordare di nuovo cosa è necessario fare in queste ore e qual è l'hashtag di questi giorni, ecco il nostro breve spot. Vogliamoci bene, rispettiamo le misure per il contenimento e il contrasto del virus Covid-19. Berica. E ora andiamo a Vicenza e sentiamo l'ULSS 8 Berica che ci spiega come funziona il servizio di numero verde e di emergenza per questi giorni di difficoltà con il coronavirus. Il servizio di igiene e sanità pubblica all'interno del Dipartimento di Prevenzione si articola in questo momento con un piano di emergenza eccezionale che vede impegnate varie unità dell'ULSS in 4 centrali di lavoro. La prima centrale di lavoro è quella che presiede il numero verde aziendale. Ricordo che il numero verde è attivo dalle 8 alle 16 sul numero più volte richiamato per gli utenti e che sarà attivo anche per i prossimi giorni.
La seconda attività è l'attività di sorveglianza, quindi con le telefonate quotidiane al gran numero di persone che abbiamo in sorveglianza attiva, che sono o soggetti positivi tenuti a domicilio perché con sintomi lievi e tutti i loro contatti più stretti. In questo momento abbiamo circa 200 persone in sorveglianza attiva, più di 300 in sorveglianza passiva che abbiamo tenuto a casa isolati e che ci chiamano in caso di sintomi. La terza unità veramente strategica è il gruppo che si occupa delle indagini epidemiologiche. Nel momento in cui ci viene comunicato un caso positivo, scatta un'indagine stretta dei suoi contatti più stretti, familiari e non, cercando di allargare il cerchio e mantenendo in isolamento a casa il più possibile dei contatti, in modo che l'infezione non si propaghi in maniera allargata alla popolazione. La quarta unità è quella che presiede al controllo delle chiamate che ci vengono dirottate dal numero verde regionale con cui collaboriamo e che risponde magari via mail alle varie richieste degli utenti. Chi vi chiama il numero verde? Di solito che tipo di domande vi fa? Quali sono i timori o magari anche cose utili che chiedono? A parte domande, quando sono scattati naturalmente i decreti da parte del Consiglio dei Ministri, anche domande di tipo pratico che poi però hanno trovato una risposta nei siti dei vari comuni, ma in questo momento stanno chiamando o persone che sono state in contatto con casi positivi per avere delle delucidazioni, oppure persone con sintomatologia magari non preoccupante da tranquillizzare, da consigliare di stare in casa. Poi avete la sorveglianza attiva e lì siete voi che chiamate. E cosa verificate? Noi verifichiamo. Quante volte chiamate? Sì, attualmente si è accordato con la Regione per chiamare 1-2 volte al giorno, dipende un po' dai casi. Sicuramente una telefonata quotidiana, abbiamo appunto un'equipe che verifica ogni giorno se insorgono dei sintomi, cioè il soggetto messo in isolamento per 14 giorni a partire dalla data della positività o dal contatto col caso positivo, per 14 giorni viene monitorato per quanto riguarda eventuali sintomi, quindi febbre, tosse e dispnea, anche se abbia però delle difficoltà di tipo logistico, tipo se isoliamo degli interi nuclei familiari, chi gli porta la spesa a casa. In questo c'è un'ottima collaborazione con le amministrazioni a cui eventualmente segnaliamo eventuali problemi logistici. E adesso arrivano proprio in questo momento i dati dalla Prefettura di Vicenza sulle operazioni da parte delle forze di polizia per monitorare qual è la situazione riguardo al contrasto della diffusione del coronavirus. Vi ricordiamo che in questo momento uscire di casa senza un buon motivo e farsi 2 passi lontano da casa o andarsene in giro a spasso in macchina è una cosa che ci fa cadere in un reato penale, perché dobbiamo stare in casa per evitare qualsiasi tipo di contatto. Ci scrive la Prefettura che l'incalzante attività di controllo da parte delle forze dell'ordine di polizia volta a garantire il rispetto da parte della popolazione nell'intero territorio provinciale vicentino delle misure necessarie per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus ha portato nelle ultime 48 ore le numerose pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio a identificare circa 1100 persone, quindi potete capire che sono numeri notevoli. Le pattuglie non sono lì per finta, sono lì per fermare e capire quali sono i motivi degli spostamenti. Queste 1100 persone sono state fermate in auto o a piedi sulla rete viaria provinciale. A tutte queste persone è stato chiesto di indicare le motivazioni della loro presenza all'esterno delle abitazioni, che ricordiamo deve essere giustificata da comprovata necessità. A fronte di tali controlli sono state ben 47 le persone nei confronti delle quali si è reso necessario procedere con una denuncia alla Procura della Repubblica per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. 47 denunce su 1100 persone fermate in questo momento comunque non è un buon dato, vuol dire che troppa gente se ne va in giro ancora senza un buon motivo. Sono stati controllati oltre 300 esercizi pubblici, 360 per l'esattezza. Ricordiamo che i provvedimenti riguardano anche i bar,
i ristoranti, quasi tutti i negozi. C'è una lista di negozi che è stata emanata dal governo che possono rimanere aperti per esigenze quotidiane, quindi dalle farmacie agli alimentari e anche altri negozi. Ne sono stati controllati 360 fra quelli che dovevano rimanere chiusi e per 5 di questi è stato avviato l'iter di chiusura fino a 30 giorni con provvedimento del prefetto. Non si scherza neanche sui negozi, non si scherza nell'uscire di casa, non si scherza nel tenere aperto il negozio. Sono tutte situazioni di rischio altissimo che possono contribuire a rendere inutili quelli che sono gli sforzi di tutta la popolazione. Se ce ne stiamo tutti in casa, ma qualcuno di noi se ne va in giro senza motivo e viene contagiato o contagia qualcuno, non è servito assolutamente a niente. Molteplici ulteriori controlli in tutta la provincia, ci fa sapere la prefettura di Vicenza, sono stati assicurati a cura delle polizie locali, della cui entità si potranno fornire indicazioni nel corso dei prossimi giorni o delle prossime ore. Quindi questi erano i controlli da parte delle forze di polizia che sono collegate con la prefettura direttamente. I vigili, gli agenti di polizia locale hanno fatto il resto dei controlli, nei quali speriamo potervi dare informazione nelle prossime ore. Abbiamo parlato di bar, abbiamo parlato di esercizi, abbiamo parlato di sicurezza, bisogna parlare anche di fede, perché la chiusura delle chiese al culto sta mettendo in difficoltà moltissime persone. Allora c'è chi, come un sacerdote di Bibione, ha deciso di uscire dalla chiesa e di portare il messaggio della fede direttamente per le strade. Ecco come. Tieni. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel retro del Santino trovate la preghiera di affidamento per questo momento. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova in questo tempo del coronavirus. Dolce Madre, accogli le titubanze dei genitori, la spensieratezza dei bambini e ragazzi, le domande dei giovani, le preoccupazioni degli operatori turistici, lo smarrimento delle istituzioni, la dedizione e il lavoro del personale medico, le incertezze dei turisti, i timori degli anziani e malati. Volge a noi il tuo sguardo, Vergine Maria, intercedi presso il tuo Figlio Gesù. Egli ci liberi da questo virus, ci liberi da ogni male, o Vergine Assunta di Cielo, nostra amata e cara patrona. E per intercessione di Maria Santissima benedica voi tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Se venite a prendere qualche santino da portarvi sopra. Grazie. A voi, grazie. Troppo forte. Un bel modo per portare una parola di conforto e di fede anche chi è bloccato in casa in queste ore di emergenza coronavirus. E visto che parliamo di persone in casa, vi ricordiamo che potete inviare al nostro numero WhatsApp 340 321 8379 foto e video di quello che state facendo in questi giorni di riposo forzato fra le mura domestiche. Ci sta arrivando davvero di tutto, tutte foto, video bellissimi. Ve ne facciamo vedere una che ci è arrivata poco fa, e perché molti di voi hanno in casa degli animali e ci mandate anche le foto dei vostri animali che naturalmente non sapendo, se non di rimando grazie alla loro sensibilità, la fase difficile della nostra vita che stiamo vivendo, approfittano per riposare un po' anche loro nelle loro cucce.
Detto questo, torniamo a parlare di argomenti un po' più seri e radicati nell'emergenza, nella gestione dell'emergenza. Andiamo a sentire cosa ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, nel suo ultimo intervento. Quel presidio per fare mascherine interno al Veneto, dove potrebbe essere e quanto potrebbe produrre? Ma guardate, questo non voglio creare aspettative, perché pensate solo che se uno gli dai a un cittadino mettiti uno straccio davanti alla bocca, devi fartelo autorizzare, perché in questo paese ormai c'è chi pensa che lo straccio chissà in che tintura è andato, l'altro che pensa che forse ha degli acari e quindi poi gli vengono le allergie, un altro che dice che gli verrà la dermatite sui bordi dello straccio. L'Italia ormai è presa in questa, ma moriremo tutti di politically correct, di ipocrisia e di norme. Questa è la fine che faranno gli italiani. Io mi rifiuto di fare questa fine e noi andiamo avanti. Non vi posso anticipare nulla, ma se l'operazione va in porto, una soluzione che non è propriamente una mascherina con gli elastici, ma insomma una soluzione da dare ai veneti ce l'abbiamo in attesa che arrivino le mascherine chirurgiche quantomeno. Sugli ospedali vi confermo, in questo momento vi posso solo dire che noi comunque confermiamo la cura dei nostri pazienti all'interno degli ospedali. In questo momento, sia chiaro per chi ci ascolta, non abbiamo in programma padiglioni esterni, campi base, caserme o altre cose. Stiamo facendo un programma perché i nostri clinici ci dicono che finché riusciamo a gestire il paziente in ospedale abbiamo il laboratorio analisi, abbiamo la terapia intensiva, abbiamo gli esperti pneumologi, cioè portare fuori una struttura significa poi avere in questo momento noi non stiamo valutando questo. Non vi posso dire nulla, nel senso che tutte le strutture sono sotto osservazione, ma per ora ci stiamo concentrando sulle nostre strutture, quelle in opera. Vi daremo un piano appena ovviamente siamo in grado di, cioè ce l'abbiamo, però vogliamo anche, come si vuole, asseverarlo con le proiezioni e capire un po' come si farà ad andare avanti. Mi sembra di aver capito che per quanto riguarda la riapertura degli ospedali sono sotto osservazione, ma al momento non ci sono misure imminenti, ho capito bene? Sì, in questo, nel senso che noi abbiamo ben chiaro qual è il patrimonio attivo e inattivo utilizzabile della sanità del Veneto. Cioè il nostro patrimonio ospedaliero lo conosciamo. Ovvio è che noi non possiamo neanche creare 100.000 satelliti, perché ci vogliono 100.000 staff e team che curino, quindi dobbiamo attivare una programmazione alternativa in questi 2 mesi in maniera tale che si curino i cittadini. A me interessa questo messaggio: chi sia male ha bisogno di un ospedale, troverà un ospedale aperto. Sì. Perciò in tutto quanti posti letto per la terapia intensiva riuscite? Noi in questa fase riusciamo ad arrivare, se ci arrivano le ultime macchine, a 700. Per quanto riguarda il protocollo a cui stavi accennando con le precedenze, avrà effetto immediato? Sì. Parte la lettera oggi, quindi i direttori generali si attrezzano, insomma, da lunedì, cercando di non creare scompiglio e psicosi, però abbiamo necessità di cominciare a pensare che se ci serve un letto di terapia intensiva è meglio farcelo occupare, che so, da un paziente oncologico che è stato operato, ma non magari da una protesi che potevamo rimandare a fra 2 mesi, insomma, con tutto il rispetto per chi ha la protesi da fare, per carità. Siccome stavi dicendo che effettivamente le strade sono vuote, di notte non c'è nessuno, e vi riservate una valutazione degli effetti con che periodo? Cioè... Abbiamo ancora mediamente una settimana. Già si dovrebbero vedere i risultati, perché noi abbiamo un R0 di 2.4, vuol dire che una persona infettante ne infetta 2,4 ed ognuna di loro ne infetterà 2,4 e così via. Quindi se l'infetto mi sta a casa e più mi sta a casa, cioè il positivo asintomatico anche mi sta a casa, finisce che non mi raggiunge quei 2,4 che non mi raggiungeranno poi all'ennesima potenza i 2,4. Capite perché ci vuole l'isolamento? E viceversa non verremo infettati da chi infetta. Questo dipende tutto alla fine dai cittadini. Scusa, ragazzi, diciamo... È fondamentale che noi ci mettiamo in testa che i cittadini, cioè noi veneti, siamo la prima cura. La macchina della sanità, se non ha la squadra dei veneti che lavorano con l'isolamento e restando a casa, andrà
in overbooking, cioè significa che avrà più richieste di letti di quelli che può garantire e quindi alla fine abbiamo la difficoltà di curare i cittadini. Siccome li vorranno curare bene e se siamo bravi riusciamo a venirne fuori anche sufficientemente bene, nonostante tutti i decessi che abbiamo già evidenti, allora io direi che è fondamentale che tutti si mettano d'impegno. Ora, la collega Lanzano del Gazzettino, le prime due domande interpreto io era sugli ospedali riaperti, hai già risposto. Previsione sulle assunzioni dei medici. Ma noi stiamo andando avanti, nel senso che a proposito, bene questa domanda, stiamo andando avanti, noi abbiamo tutti i bandi aperti, fra l'altro facciamo assunzioni con bandi aperti, quindi non c'è neanche il pericolo che poi si chiuda. Appello lo faccio a tutti quelli, uomini e donne di buona volontà, medici in pensione che vogliono tornare come i riservisti quando ci vedevamo nei film che vengono richiamati, infermieri, OS, chiunque voglia lavorare, tornare anche i pensionati, anche tra gli infermieri, gli OS che vogliono tornare in circuito, si facciano vivi dalla direzione generale dell'ULSS o guardino su internet l'azienda zero, insomma trovino un contatto, il contatto più immediato e vicino e vengono assunti. E andrebbero chiuse anche le fabbriche secondo lei? E la seconda domanda è: ritiene che l'allegato 1 dell'ultimo DPCM andrebbe rivisto, per esempio togliendo alcuni punti vendita ora aperti tipo le ferramenti e i detersivi? Chi è che fa questa domanda? Sì. I detersivi cosa? I detersivi fermenti, ritiene che alcuni di questi esercizi andrebbero chiusi e poi andrebbero chiusi? Ma guardate, cioè, in linea di principio vanno chiusi tutti i luoghi di aggregazione, poi sulle industrie immagino che abbiano fatto a livello nazionale una valutazione rispetto anche a tutti gli incontri che hanno avuto, ce ne sarà uno anche oggi, a me risulta che oggi ce ne sia uno a livello nazionale con le parti sociali, cercheremo di capire quale sarà la soluzione, cioè in linea di principio, senza star lì sempre a dire Zaia vuol chiudere, Zaia parla di questo, Zaia parla di quell'altro. Scientificamente se ci chiudessimo tutti in casa per 2 o 3 settimane il virus alla fine sta lì a menarsi il dito in piazza e non trova nessuno da contagiare e poi se ne va perché ha bisogno del nostro corpo per vivere. Cioè non è che resta in attesa che qualcuno esca di casa. Giacomo Muzzo, giornale di Vicenza. Poi devo andare. Sì, si stanno sperimentando farmaci, è stata avviata la Sì, ve lo confermo, noi siamo assieme al Sacco di Milano, allo Spallanzani di Roma e l'azienda ospedaliera di Padova sta sperimentando questo farmaco che sembra sia innovativo e incrociamo le dita perché ci sono anche buone notizie. In una decina di giorni, secondo quello che ci dicono i clinici, dovremmo avere già i primi risultati perché abbiamo dei pazienti che lo stanno testando. E richieste di aiuto dalla Lombardia, sono arrivati altri pazienti? Ma guardate, questo ok, noi abbiamo, da quel che mi risulta, abbiamo un paio di pazienti non Covid, vi ricordo che la cross, cioè il destinare i pazienti di intensiva da regioni che sono in collasso, cioè che sono in grossa difficoltà come la Lombardia ad altre, parte da 2 presupposti: non mandarli in regioni che hanno già emergenza, cioè noi e l'Emilia Romagna; 2, non mandare possibilmente pazienti Covid, cioè mandare che sono infartuati, politraumatizzati, pazienti che hanno avuto importanti interventi chirurgici. Noi ne abbiamo 2 e mi risulta che su Peschiera ci sia anche qualche migrazione naturale perché i bresciani sono più vicini a Peschiera, al nostro ospedale, ma questo sta nella logica delle cose ed è bene che sia così, insomma, è come se io dicessi a uno di Portogruaro di fermarsi lì perché poi se magari se Portogruaro dovesse andare a essere strapieno ci sarà qualcuno che attraversa il confine e a qualche chilometro trova la tisana, per capirci, no? Il collega Tomassini deve dire, sostanzialmente avevi già risposto, qual è il picco per il quale secondo lei salta la sostenibilità del sistema? Noi pensiamo intanto di non saltare mai e arrivare mai a quel punto, se i cittadini ci danno una mano. 2, ad oggi sulla carta se ci arrivano tutte le macchine 700 terapie intensive. 3, è fondamentale ricordare anche che noi poi abbiamo un carico di terapie semi-intensive che abbiamo molto più strutturato rispetto alle intensive, per cui insomma una mole, un contatto insomma con adesso non voglio dire numeri perché non me li ricordo, ma insomma penso che se 700 sono di intensiva non so 300, 400, 500 non mi ricordo più il numero di semi-intensiva, riusciamo insomma a avere una buona base. Non sarà ovviamente sufficiente se tutti noi andiamo fuori, ce ne infischiamo delle regole e facciamo in modo che il contagio sia più veloce di quello che noi vorremmo che non fosse.
Ultima domanda. Macchine della respirazione che sono macchine Queste sono macchine, respiratori meccanici, quindi diciamo intensiva. meccanici, altre 100 che ne dovranno arrivare entro quando? Secondo i dati nazionali dovremmo esserci in una settimana, quindi in teoria io ho un 202 macchine che dovrebbero arrivare, 102 ce l'ho già in arrivo, sono già spedite, 100 le sto attendendo. Ultimo, oggi giro di vite anche per il trasporto pubblico, i parchi Sì. sono tutti chiusi e Sì, i cimiteri? I cimiteri, guardate, c'è la regola, adesso ne abbiamo discusso anche ieri mattina, sinceramente mi trovate impreparato, però io sono rimasto alla regola della cerimonia funebre solo per parenti veloce in cimitero. C'era un problema, adesso che ricordo, perché io mi faccio tutte le videoconferenze, penso di aver primato, e dalla mattina c'era ieri mattina, se non ricordo male, un problema, perché giustamente c'è, che è pratico, perché a volte alcuni defunti hanno mandato in isolamento tutti i familiari, quindi c'è l'impossibilità di fare il funerale con i parenti, quindi anche lì ieri so che c'era anche qualcuno che diceva ma comunque devono essere tumulate queste salme, non possiamo accumulare salme, però c'è anche il tema dei familiari che vorrebbero partecipare alle esequie, ma a volte abbiamo clan interi in isolamento. Non è un problema ancora veneto, però c'è a livello nazionale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale avete limitato? Avete le ordinanze, le ho firmate stamattina, scusatemi, ve le lascio. La filosofia qual è? Fare in modo di dare più mezzi dove c'è carica, in modo tale che si diluisca l'affollamento in alcuni orari e sopprimere corse che sono perennemente vuote. Oggi di sera non gira più nessuno, per ovvi motivi, no? Il picco delle precauzioni non funzionano, arriverebbe allora il picco 26-28 marzo? Sì, più o meno sì, Luca. Considera che noi dal 24 andiamo in tensione sulle terapie di base, cioè vuol dire sulle 494 terapie intensive di base. Dopodiché abbiamo un margine di altre 120-130, passatemi i numeri, e poi dobbiamo attrezzare, però ripeto, il tema è che abbiamo questo elemento in più delle frontiere che sono chiuse e quindi noi ci ritroviamo che magari abbiamo degli ordini ma ci vengono bloccati perché abbiamo queste difficoltà. Io ne avevamo pagate quelle mascherine che ci hanno portato via? Il 50% sì. Quella era una fornitura 50, sì vabbè, ma abbiamo colui che ce l'ha venduta e comunque l'intermediatore era anche frato accreditato il nostro fornitore, quindi adesso ha anche l'imbarazzo di averci dovuto dire che se le siamo comprate in 3 quelle forniture, ma a sua insaputa, cioè. Governatore, l'antivirale per quel posto? Noi sdoganavamo in Svizzera. Dalla Svizzera? Sì, io vi dico anche di più, siccome io sono un rompiballe, mi sono fatto mostrare anche le foto del camion quando partiva tutto. Sì, vabbè. Perché a Genova è arrivato? Prego? Non è arrivato a Genova questo carico? No, il carico di Genova ci è arrivato un'altra roba, l'abbiamo sdoganata. Questo delle 550.000 era in Svizzera. Io ho visto le foto, il portellone del camion aperto, tutto regolare. Solo chissà quando gli ha fatto vedere le foto. Scusa, governatore. Ultima. L'antivirale ha già risposto, quindi la ringrazio. Una comunicazione però per gli anziani, ed è proprio un'allerta della protezione civile, i truffatori che si spacciano. Sì, hai ragione. Non aprite la porta a chi vi viene a dire che vi viene a fare i campioni, punto. Il caso il tampone viene fatto a domicilio per coloro che vengono sottoposti a verifica perché c'è un caso di positività, ma l'anziano sa se è un parente che è un caso di positività, casomai verrà contattato da un parente e dice guarda che passano mamma, zia, nonno, quello che è, guarda che passa l'ULSS a fare il tampone perché papà o mio fratello o qualcuno che conosci che è venuto anche in casa da te oggi è positivo. Però gente che suona il campanello così dicendo devo fare il tampone, non apritegli e chiamate subito i carabinieri o i vigili o qualcuno perché sono dei truffatori. Annuncio che non è escluso che noi facciamo una campagna di tamponi sulla popolazione, ma perché ci serve un dato statisticamente un dato pulito, ma non andiamo per le case, cercheremo dei luoghi tipo i supermercati o altre robe, ma li facciamo in maniera ufficiale con
con tutto ufficiale, ma questa è una roba alla quale stiamo lavorando perché ci serve per i modelli anche un elemento pulito, cioè una popolazione non in isolamento, non che ha avuto contatti noti, in maniera tale che sia una popolazione che in teoria potrebbe essere totalmente esente. Con gli altri. Ma se lo facciamo dappertutto, deve essere il più casuale possibile. Tipo che uno entra qui e dice bene, ma voi non siete, noi non siamo una popolazione, una corte rappresentativa asettica, perché comunque abbiamo frequentato luoghi, interviste, eccetera. Potrebbe essere fuori un super... La legge che solo i sintomatici li possono fare i tamponi. Sì, ma se avessimo ascoltato la legge a Vo non avremmo mai fatto i tamponi. Guarda, cioè, a questo punto di alcune leggi eviterei di parlare. L'indicativo di cosa? No, non so, guarda, cioè, potrebbe essere che abbiamo un elemento per 1000, 2000, 3000, perché ci serve solo statisticamente, ma quando se accadrà ve lo diremo. E ricordate sta storia del per favore che scuole, aziende, chiusure non dipendono dalla regione, ma non lo dico per come scaricabarile, perché è anche da spiegare un'altra roba, che l'attivazione di ammortizzatori sociali e altre misure economiche devono essere agganciate al decreto del governo. Oltretutto, quindi chiudere un'azienda, ammesso non concesso che uno ci riesca a farlo, comunque l'azienda non ha strumenti, diciamo, finanziari economici di aiuto se non c'è un decreto a monte. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Questo quindi tutte le risposte ai giornalisti da parte del presidente Luca Zaia. Vi ricordo solamente a questo numero di telefono 340 32 18 379 ci stanno continuando ad arrivare molte foto tipo questa, uniti ce la faremo, andrà tutto bene da Elisa, Maddalena e famiglia. Fatto in casa con il coronavirus, insomma tutto quello che, e poi naturalmente c'è il signor Giorgio da Milano che sta camminando e camminando nel suo tapis roulant. Queste e molte altre foto, continuate a inviarcele, ce le inviate e noi naturalmente le faremo vedere. Adesso passate un'ora in nostra compagnia perché c'è anche la ginnastica da fare a casa, divertente proprio io sto in casa almeno un'ora di ginnastica e dopodiché noi ripartiamo. Questi sono tutti i consigli per voi appunto per cercare di tenervi in forma, cercare di tenerci in forma in casa e poi ripartiamo naturalmente con la nostra lunga diretta straordinaria con tutte le notizie, quindi rimanete con noi.